magari pensi di aver già vinto la partita, cioè ci sono mille variabili emotive che sicuramente non aiutano a rimanere o a essere costantemente massimali come sarebbe giusto e doveroso essere. Quindi una componente di rischio in queste situazioni è frequente. Abbiamo cercato di scongiurare questo pericolo nell'arco della settimana, evidentemente non riuscendoci in modo particolarmente brillante. Al di là dell'inizio soft, direi che poi nel terzo quarto la partita l'avevamo messa assolutamente con l'inizio del terzo quarto sui binari giusti, con il ritmo giusto, giocando finalmente in difesa con intensità, trovando anche tiri poi facili, eccetera. Poi è importante che tutti sappiamo, che tutti capiamo che non c'è niente che possa essere regalato, niente che arriva per diritto divino, ma che ogni minuto che ognuno spende in campo lo deve spendere nel modo giusto, nel modo migliore, nel modo più intenso e di massima attenzione. Evidentemente a un certo punto della partita noi questa massima attenzione non ce l'abbiamo messa, e quindi di questo dobbiamo fare mea culpa, ognuno per la sua parte di responsabilità, io per le scelte, io per aver mantenuto con coerenza alcune scelte che evidentemente non erano in quel momento quelle migliori, e tutti di conseguenza per quello che hanno saputo fare e dare sul campo nell'arco della partita e in quel momento in particolare. Però questi sono momenti di crescita, momenti di analisi, di autocritica, guai se non ci fosse. Alla fine, ecco, fortunatamente, sudando le proverbiali 7 camicie, ma siamo riusciti poi a prendere questa partita un po' per i capelli, però insomma diciamo oggettivamente nel tempo supplementare, insomma con una discreta, non dico serenità, ma insomma con un vantaggio che negli ultimi minuti era un vantaggio numericamente in grado di dividere sempre noi dagli avversari di 2 possessi e quindi di darci comunque un po' più di serenità. Sapevo che ci saremmo giocata, non pensavo alla pari perché chiaramente c'è una grande qualità di differenza, una differenza di qualità tra Agrigento e noi. Però sapevo che avremmo giocato, che ce la saremmo giocati, che saremmo rimasti attaccati alla partita e che magari, sai, queste sono quelle partite quando resti attaccato poi alla fine c'è sempre la possibilità di poterle vincere, ed è testimoni i ragazzi, ho detto ragazzi andiamo lì con questa possibilità qua, per come abbiamo lavorato abbiamo la possibilità di potercela vincere, facciamo il nostro lavoro, impegniamoci bene al massimo e vedremo che ce la giochiamo fino alla fine. Così è stato. Chiaramente purtroppo un grandissimo limite c'è stato dopo quanti minuti ha giocato Guglielmo, 7 minuti di Caruso, che per noi è un giocatore molto importante. Solo 7 minuti contro una squadra fisica come questa è stato un grandissimo limite ovviamente che abbiamo avuto per tutto il resto della partita, che ce le siamo giocate fino alla fine, poi qualcosa non ha funzionato nel modo giusto.